Immagino che il Veneto diventi giallo non questa settimana, ma probabilmente la prossima il rischio sarà alto di diventare gialli, nel senso che gli indicatori, noi abbiamo già superato l'incidenza da giallo, dobbiamo arrivare al 10% di occupazione di terapie intensive per passare al giallo e il 15% dell'area non critica. Allora non siamo ancora a questi livelli. I parametri ospedalieri sono ancora da zona bianca, ma l'evoluzione rapida del contagio in costante salita preme sulle strutture sanitarie, dove i ricoveri in area non critica nelle ultime 24 ore hanno superato i 500, mentre le terapie intensive sfiorano le 100, 98 per l'esattezza, una soglia non solo psicologica nei giorni in cui massima è l'allerta per la variante Omicron. Anche per questo da Palazzo Ferrofini, dove si trova per avviare la maratona di bilancio, Luca Zaia usa parole inequivocabili. Appello che faccio a tutti i veneti, perdonatemi se lo faccio qui, ma ne approfitto per, diciamo, per il luogo che è autorevole, è quello che se non facciamo attenzione finisce che ci facciamo male e la giustificazione non può essere dire i vaccini non funzionano, perché questa non è verità, i vaccini ci stanno fortemente rallentando quello che sarebbe il normale decorso di un'infezione come questa che ci porterebbe ai valori dell'anno scorso. Sanità che proprio nei documenti di bilancio continua a fare la parte del leone, incamerando 9 miliardi di euro sui 17 previsti dalla manovra, ma ci sono margini anche per guardare oltre la pandemia. Strategico il capitolo delle opere pubbliche, dalle varianti di Longarone e Cortina in vista delle Olimpiadi al nuovo ospedale di Padova, destinato a diventare un grande polo di ricerca, a patto che lo stesso governo all'interno del PNRR faccia la sua parte. E spero che a livello nazionale si riesca a convincere chi dovrà decidere che questi sono progetti innovativi. Inevitabile un riferimento alla conclusione della Pedemontana Veneta come volano di un'economia che resiste e cresce, seppure tra mille incertezze. Il PIL regionale a fine 2021 è stimato in recupero di 6,4 punti percentuali contro i 6 della media nazionale. In questo contesto si rinnova la decisione di non mettere le mani in tasca dei veneti, primato che Zaia rivendica. Siamo l'unica regione che non applica tasse. Abbiamo una pressione fiscale da fisco regionale pari all'1% rispetto al nostro potenziale, quindi il 99% della tassazione non c'è e vale circa 1.146 milioni di euro all'anno che non preleviamo dalle tasche dei veneti o tramite l'IRPEF oppure tramite l'IRAP.